3 studentesse finite all'ospedale per aver inalato spray al peperoncino, la scuola in subbuglio, l'intervento dei carabinieri. Momenti di paura questa mattina all'Istituto Professionale Turazza di Treviso tra la seconda e la terza ora di lezione. La terza B, settore acconciatura, è impegnata nel laboratorio. Un'allieva che soffre d'asma si sente poco bene, esce dall'aula e si accomoda in corridoio. Poco dopo un compagno di classe esce per andare in bagno e la ragazza gli chiede il favore di portarle lo spray per il trattamento dell'asma che si trova nella cartella. È solo che nella sacca la ragazzina aveva anche, da quello che ho capito, perché adesso stanno facendo indagini i carabinieri, aveva anche lo spray al peperoncino per autodifesa. E quindi sto ragazzo ha provato a vedere ma quali sono dei due e ingenuamente, secondo me, ha spruzzato sto spray al peperoncino in classe, è uscito poi col ventolino a darglielo alla compagna e quando è entrato c'era la classe che tossiva. Subito è scattato il pronto intervento della scuola, gli alunni sono stati fatti uscire all'aperto ed è stato allertato il 118 per 3 studentesse che presentavano sintomi più importanti. Io sono agitatissima perché spero che gli altri stanno tutti bene, ma le 3 ragazzine portate via io spero veramente, sono molto molto agitata e penso che mi vediate. Sconvolta per l'accaduto, la dirigente del Turazza all'inizio pensava ad un atto di bullismo, una bravata finita male, poi la versione dello studente, un 17enne che all'arrivo dei carabinieri è scoppiato in lacrime, ha sembrato suffragare una versione diversa. Sapete come sono i ragazzi, no? Ma cos'è questo o quello? Ha spruzzato e è successo il pandemonio in laboratorio. La scuola ha un regolamento che specifica, ad esempio, i farmaci che possono essere introdotti nell'istituto, naturalmente previa segnalazione alla direzione. Altri strumenti, tipo il peperoncino, chiaro che non è un farmaco salvavita, è di autodifesa utilizzato, questo ci fa pensare anche a quello che in qualche modo questi ragazzi incontrano nel momento in cui escono da queste scuole, mi viene da pensare, cioè nel senso la paura di incontrare, di essere aggrediti, e questo è anche segno che appunto ci sono queste autodifese, però molte volte non sono strumenti che sanno usare in maniera corretta. Alla luce di quanto accaduto, il regolamento verrà aggiornato. Adesso che lo sappiamo lo metteremo magari noi facciamo sempre i colloqui di accoglienza, 250 colloqui all'anno prima che vengano qui a settembre. Sul regolamento glielo facciamo firmare e adesso metteremo anche sta roba qua, cioè che almeno i genitori ci avvisino. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sulla base dei quali la scuola prenderà eventuali provvedimenti nei confronti dello studente, dall'intervento rieducativo a qualcosa di più grave. Dipende sempre dall'esito, cioè da cosa viene fuori, perché se poi andiamo, cioè la cosa è più difficile, cioè il regolamento parla anche di riorientamento.